Amici di Sgailen Magazine, buonasera da Padova e dall'Arena Live di Z Live, che stasera, per le condizioni particolarmente incerte del meteo, si è spostata internamente, quindi all'interno del Gran Teatro Geox. L'arena si sta riempendo, c'è grande attesa per la seconda data del tour italiano After Love di James Blunt, che ha esordito ieri sera salutando l'Italia a Genova, questa sera appunto Padova, per poi proseguire a Pistoia, Carpi e Roma. Si tratta del quinto album in studio per l'artista britannico, preceduto dal singolo che avrete sicuramente sentito transitare in radio in quest'ultimo mese, Love Me Better. Album tra l'altro particolarmente acclamato dalla critica e realizzato con la collaborazione di importanti produttori e autori, tra i quali Ed Sheeran e Mozilla, solo per citarne alcuni. Giusto per citarvi qualche numero, vi ricordiamo che James Blunt nel corso della sua carriera ha venduto più di 30 milioni di dischi tra album e singoli, ha accumulato più di 625 milioni di view su YouTube e 680 milioni di stream sulle piattaforme digitali. Insomma, James Blunt qui Padova ti sta aspettando per ascoltarti dal vivo. Abbiamo incontrato le prime fan di James Blunt che questa sera arrivano dall'Ungheria, dalla Slovacchia e dalla Slovacchia, quindi James Blunt ha sicuramente un pubblico importante questa sera. È il primo concerto che guardate live proprio di James Blunt? Sì, per me sì. Per te il primo? Anche per me. Anche per te? Qualche canzone preferita? Potete dirci qualche titolo? Postcard. Ok, bellissima. Hot Heart. Ok, benissimo. Allora ragazzi, vi lascio andare perché la fila insomma si sta accumulando e buon concerto. Grazie. Bene, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Altre ospiti in attesa di assistere al concerto di James Blunt, questa volta arrivano da Vicenza. Vicenza, anche tu da Vicenza, Anch'io da Vicenza. ok. È la prima volta che vedi live James Blunt, sì? Anche per te immagino? Sì, anche per me. Qualche titolo preferito delle hit ormai molto note? A me piace molto Postcards. Oscar, non sei la prima a dircelo tra le persone che carina. abbiamo intervistato? E 1973 è una certo. di quelle che piacciono di più. È un'altra hit molto, molto sentita.